Dopo la bufera scoppiata 2 anni fa, l'ex gestore dello stabilimento balneare Punta Canna Sottomarina è nuovamente nei guai. Questa volta il 66enne Gianni Scarpa è stato denunciato dai carabinieri di Chioggia per aver discriminato una ragazza di colore sulla spiaggia, tanto da convincerla ad andare via. È successo a Ferragosto. Stando alla ricostruzione dei militari, Scarpa avrebbe attuato ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti della donna, accompagnandosi con musiche e frasi diffuse tramite apparati acustici e un megafono. Alla fine, la ragazza, che vive nel Padovano, nata in Italia da genitori originari dell'Africa occidentale, ha lasciato la spiaggia in compagnia dell'amica che era con lei. Poi ha chiamato i carabinieri, che poco dopo sono intervenuti sul posto e al termine degli accertamenti hanno denunciato il 66enne. Lui però sostiene che non sia andata esattamente così. E non so cosa pensano questi due signori qui avvicinate. Io rimango incredulo, rimango stupito. Io ho solo detto che se si va a votare bisogna votare Salvini o la Meloni e salviamo Berlusconi per il suo grande attaccamento e di conseguenza tutti ridevano ed era una giornata goliardica, una giornata meravigliosa. Ho detto 4 parole, mi sono permesso di fermare il cantante, prendere il microfono e ci siamo divertiti tutti, poi scendo e questi mi attaccano e lei ce l'ha col PD, ho detto tutti sanno che sono antidemocratico, ma dov'è il problema? Te vota PD e io voto Salvini, siamo a posto. Ma no, noi qui non veniamo più, andiamo via, ma mettetevi lì nei lettini, no andiamo via, anzi chiamiamo i carabinieri. E così hanno fatto. 2 anni fa Scarpa aveva fatto parlare di sé anche per i cartelli inneggianti a Mussolini, comizi in riva al mare, messaggi discriminatori diffusi tramite gli altoparlanti. La vicenda aveva avuto uno strascico giudiziario, ma le indagini per apologia di fascismo erano state archiviate.